Posso essere soddisfatto, ma penso che alla fine, come ha detto il mister, è il campo che parla, io devo sfruttare le occasioni che mi vengono date. Spero di sfruttarle al meglio. Ti trovi a tuo agio comunque a giocare nelle posizioni che ti ha ritagliato il mister? Sembri adatto a quel ruolo? Sì, l'anno scorso ho giocato esterno a sinistra, quest'anno sto giocando esterno a destra. Adesso sembra che va tutto per il meglio, poi si incontreranno anche delle difficoltà, ma bisogna superarle. Intanto Paolucci ti ringrazia per l'assist. Io ringrazio lui a me, io a lui, perché io ho messo una bella palla e lui ha fatto il resto. È stato bravo a smarcarsi e è stato bravo a spingerla dentro. Sei sicuro di restare? Ma io ho parlato con la società e io sarei voluto restare da quando ho saputo che l'Udinese mi aveva preso tutto il cartellino. Sarei voluto restare perché io 6 mesi, un anno e mezzo fa sono stato 6 mesi qua e non ho potuto dimostrare quello che è il mio valore perché comunque sono arrivato con un ginocchio rotto e ho fatto una partita, il mister Crosby mi chiese di giocare una partita dopo 20 giorni che mi ero operato il menisco esterno e quella è stata un po' dannosa perché poi giocai tutta la partita a Empoli il mercoledì, poi giocai con la Roma in casa qui e perdemmo 4-1 e mi feci uno strappo di 2 cm dietro alla coscia perché non ero pronto per giocare. È stato un calvario da gennaio alla fine. Adesso sono tornato, sto molto meglio fisicamente. Ho giocato un campionato da protagonista a Cagliari, ho fatto 35 partite, per cui mi sento più pronto e posso dimostrare. Quindi resti? Io voglio restare, come ho detto, volevo restare dal primo giorno che mi hanno preso e ancora sono di quest'idea. Ho fatto di tutto, ci sono state delle situazioni in cui dovevo andare via perché comunque eravamo 6 attaccanti, il mister mi aveva detto sarei dovuto andare via, poi per alcune necessità di società, perché era successo il problema di Natale, sarei dovuto rimanere e adesso non me la sento di fare le valigie, perché mi hanno fatto rimanere prima e voglio restare adesso. Adesso decido io se restare, visto che il presidente mi ha dato il benestare che se voglio rimanere posso rimanere, perché sono un giocatore importante e domenica ho detto che sono un giocatore importante per l'Udinese, l'ha detto il mister, per cui questo mi basta per giocarmi le mie carte. Posto?